Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire eventi e notizie dal Friuli Venezia Giulia per questo mese di giugno. Partiamo subito dal basket, si prepara a partire anche questa sera l'appuntamento con le finali di questa Serie A2 LNP. Nel frattempo noi ci spostiamo a sabato 15 e domenica 16 giugno a Trieste, si scende in campo al fianco della Fondazione AERC per fare canestro per la ricerca. 2 giornate all'insegna del basket e del divertimento tra sfide emozionanti, gare di tiri liberi e tanti momenti di intrattenimento per tutti. Obiettivo finale: sostenere i ricercatori AERC al lavoro per costruire un futuro sempre più libero dal cancro. Ne andiamo a parlare con 2 dei protagonisti di questo appuntamento, i giocatori Stefano Bossi e Francesco Candussi. Stefano, come si svolgeranno anche queste giornate dedicate anche ai più giovani? Allora, partiremo appunto venerdì sera con una cena di gala dove ci saranno appunto i più grandi, ma sabato e domenica ci saranno dei tornei 3 contro 3 per gli over 16 e un quadrangolare under 17 con delle squadre già delineate. Lo spazio per i più giovani sarà sicuramente tra le partite, ma soprattutto domenica ci saranno dei giochi a premi, quindi delle gare ai tiri liberi con Morbin che intratterrà le persone, ci saranno premi da parte del Palazzo Trieste, premi da tantissime altre realtà che ci hanno supportato, e quindi ci sarà anche modo per i ragazzi che non hanno mai approcciato la pallacanestro avere un campo davanti al mare, e soprattutto per quello che potrebbe essere anche una stagione successiva nell'iniziare a giocare a pallacanestro ci saranno anche gli allenatori del Pallacanestro Trieste che daranno informazioni per quelle che sono le iscrizioni al minibasket. Ci tengo a ringraziare appunto mio fratello, che è la motivazione per cui tutto questo anche è stato fatto, per lasciare qualcosa come il memore che sarà per mio papà, il nostro papà, e la Pallacanestro Trieste per averci dato supporto. Ringrazio apertamente anche Italy che ci ospiterà nella serata di gala il venerdì 14 giugno, e quindi non ci resta che vederci tutti assieme a Piazzale Salino nel parcheggio adiacente a Italy nelle giornate di sabato e domenica 15 e 16 giugno. Sì, noi come atleti della Pallacanestro Trieste sappiamo che abbiamo un bacino di utenze e di pubblico notevole, quindi viste le nostre storie personali, soprattutto quella di Stefano in particolare, siamo portati anche a sensibilizzare, grazie anche all'aiuto della Pallacanestro Trieste stessa come società, nella figura di Michael Arcieri, che ci tiene molto a questi progetti sociali, il fatto di sensibilizzare le persone alla ricerca e di portare avanti questa idea, perché comunque sappiamo quanto sia importante e quanto lo sport possa essere, oltre veicolo di salute se praticato, anche veicolo di messaggi se poi diffuso in maniera corretta. E vi invito anche ad andare sul sito aerc.it per saperne di più e seguire naturalmente questo appuntamento aperto ai più giovani ma aperto a tutti. Nel frattempo noi ci spostiamo a Monfalcone, inaugurato ufficialmente il collegamento tra Monfalcone e Trieste via mare con 3 corse giornaliere fino al prossimo 30 settembre. Ne andiamo a parlare con Bianca Jurcic del Delfino Verde del Friuli Venezia Giulia. Parte oggi il collegamento pubblico marittimo Trieste-Monfalcone, una traversata di 1 ora e mezza per raggiungere il canale Valentinis, ovvero il punto più a nord del Mediterraneo. Potete portare la vostra bici al seguito, avete a disposizione 3 corse di andata e ritorno tutti i giorni della settimana fino al 30 settembre. Partenza quindi alle 8:30 da Trieste, alle 12 alle 15:45 e arrivo a Monfalcone alle 10, alle 13:30 e alle 17:15. Questi viaggi di andata, mentre il ritorno sarà alle 10:15 da Monfalcone, 14, 17:30, 11:45, 15:30 e 19. Ma naturalmente potete andare a scoprire di più direttamente sul sito anche del Delfino Verde. Noi parliamo ancora di appuntamenti perché sono stati presentati 5 vincitori della 40esima edizione del premio Hemingway, che da giovedì 27 a sabato 29 giugno saranno presenti a Lignano Sabbiadoro tra talk, incontri con il pubblico e presentazioni. Ne andiamo a parlare insieme ad Alberto Garlini, presidente della giuria del premio Hemingway. Vi aspettiamo tutti al premio Hemingway. Quest'anno le giornate saranno il 27, il 28 e il 29 di giugno. Partiremo il 27 sera con l'incontro con Francesco Finotto, che ha vinto il premio Hemingway per la fotografia. Proseguiremo poi nella serata del 28, di venerdì 28, con Irina Sherbakova, e poi appunto nella serata più tardi alle 21 con Vincenzo Schettini. Poi avremo un sabato molto intenso che partirà la mattina con l'incontro con Benjamin Labatut. Il pomeriggio avremo l'incontro con Vittorino Andreoli, e in serata la premiazione con tutti i vincitori, con la giuria, e anche vedremo se con qualche sorpresa ulteriore, ma già queste credo che siano sufficienti.
E quindi ritorneremo anche a Lignano per parlare di questo premio Hemingway e tenervi aggiornati anche su tutte le novità. Intanto una bellissima occasione quella di poter incontrare queste grandi personalità. Noi ci spostiamo infine a Udine, dove è stato presentato Il Coraggio, la nuova mostra Il Leggio, pronta ad inaugurare dal prossimo 18 giugno, aperta al pubblico fino al 3 novembre. Un viaggio entusiasmante nell'arte tra racconti appassionanti di ardue sfide ed eroiche virtù. Ne andiamo a parlare con il curatore Don Geretti e Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Prima Cassa FVG. Dal 18 giugno 2024 fino al 3 novembre il Leggio propone una nuova spettacolare mostra. Il tema è la virtù del coraggio. Il coraggio, il titolo di questa mostra, si svilupperà come un cammino di 2500 anni di storia dell'arte, dall'antica Grecia fino all'arte astratta del Novecento, con 40 opere, 11 delle quali provengono da collezioni segrete che non si possono mai visitare e avvicinare. Avremo il privilegio di poterle ammirare ad Il Leggio. Allora, il sostegno di Prima Cassa è un sostegno che ormai supera abbondantemente i 10 anni, forse anche sono ormai 15, perché il nostro obiettivo non è tanto la visibilità della nostra azienda, della nostra cooperativa, quanto il supportare persone di buona volontà che su quel territorio stanno arricchendo in principal modo la comunità e poi anche fanno conoscere il territorio e fanno conoscere la forza delle popolazioni della Carnia.